Buongiorno, le principali notizie. Ponte sullo Stretto, firmato l'accordo di programma per definire ruoli e tempi delle opere accessorie alla realizzazione dell'infrastruttura. Il governatore Schifani, piano stradale e ferroviario per 20 miliardi di euro. Non crediamo al suicidio, la zia di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana morta a Vienna. Incongruenze nel racconto della tragedia. Il legale chiede un nuovo sopralluogo nell'appartamento. La droga venduta anche a minorenni, blitz a Giarre nel Catanese, smantellata una piazza di spaccio con base logistica nell'abitazione di una giovane coppia, 11 arresti. Opposizione all'attacco alla Regione sulla vicenda dell'inchiesta all'Ars, PD e 5 Stelle in piazza, la Vardera chiede dimissioni, ritorno alle urne, il PD Schifani riferisca in aula. A Catania automobilista posteggia in terza fila, l'ira del sindaco che gli lascia un biglietto sul parabrezza, refrattario a elementari regole di civiltà, scrive. Calcio, Gyasi è il secondo acquisto del Palermo, l'esterno che proviene dalla Serie A già ha raggiunto i suoi nuovi compagni in ritiro in Valle d'Aosta. Proseguono gli allenamenti del Catania a Norcia, ufficiale l'arrivo di Donnarumma. Sturaro lascia il calcio giocato per diventare tecnico delle giovanili. Buongiorno, eccoci, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. In apertura il ponte sullo Stretto di Messina, ci sono passi avanti perché a Roma è stato firmato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'accordo di programma per definire ruoli e tempi delle opere accessorie alla realizzazione dell'infrastruttura. E arriva anche la soddisfazione del governatore Schifani che dice piano stradale ferroviario per 20 miliardi legato proprio al ponte. Sentiamo Desiree Ferlito. Un altro passo verso il ponte sullo Stretto di Messina. Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti firmato l'accordo di programma per definire ruoli e tempi delle opere accessorie che dovranno accompagnare la realizzazione del ponte. Al tavolo si sono seduti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti, il Presidente della Regione Siciliana Schifani, il Presidente della Regione Calabria Occhiuto, ANAS, Ferrovie e l'amministratore delegato per lo Stretto di Messina Ciucci. L'opera è un'opera che non è un'opera singolare ma una componente del sistema stradale, ferroviario, regionale e nazionale e richiede l'impegno e la condivisione di tutti, del governo, delle regioni e dei principali operatori infrastrutturali italiani, ANAS e RFI. Tutto questo in attesa del varo definitivo del progetto del CIPES, previsto entro luglio. Il ministro Salvini vuole che si definisca anche con l'Unione Europea la natura militare del ponte, così da inserirlo nell'accordo europeo per il raggiungimento del 5% delle spese fronte militare e della sicurezza. Il CIPES sarà il vero snodo per l'avvio dell'opera principale. Oltre al progetto definitivo aggiornato ci saranno i risultati della conferenza dei servizi, le conclusioni della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, il piano finanziario. La soddisfazione del governatore Schifani. È in corso un piano strategico stradale e ferroviario per la Sicilia, con investimenti per quasi 20 miliardi di euro per le infrastrutture, dice, direttamente connessa al ponte per un'integrazione nel sistema dei trasporti regionali e nazionali. Adesso continuiamo ad occuparci della vicenda della hostess palermitana morta a Vienna. Al nostro TG parla la zia Aurora di Maniscalco e dice non crediamo al suicidio, non accusiamo il fidanzato ma vogliamo la verità. Lorena Dolci. Noi non associamo la parola suicidio ad Aurora perché Aurora era una ragazza con dei progetti, gioiosa, felice. Già aveva fatto dei programmi per il suo compleanno che tra l'altro è stato ieri. Si era pure scelta il regalo. Aveva chiesto un costume da bagno per i suoi 25 anni. Pensava all'estate. Aurora Maniscalco, la giovane hostess che da Palermo, vincendo un concorso, era andata a Vienna piena di progetti. Un sogno interrotto il 23 giugno scorso, quando è volata giù dal terzo piano dell'appartamento che divideva con il fidanzato Elio Bargione. Un caso chiuso subito dalle autorità austriache come suicidio. La procura di Palermo indaga invece per istigazione al suicidio. Tanti dubbi per la famiglia che chiede di fare indagini sul posto. La casa, acquisire entrambi i telefoni e se ci sono delle telecamere, delle indagini appunto all'interno dell'appartamento. Richiediamo i vestiti di Aurora che indossava al momento dell'incidente.
e vogliamo sapere il punto esatto dove è caduta Aurora. Caduta a testa in giù, come raccontano i testimoni, o atterrata in piedi, secondo i risultati dell'autopsia, una delle tante incongruenze evidenziate nell'istanza presentata dal legale della famiglia Alberto Raffadale. E poi la scoperta di un aborto dopo il quale, secondo il fidanzato, Aurora sarebbe andata in depressione, anche se le date non coincidono. Un rapporto tumultuoso, quello con Elio, conosciuto sui banchi di scuola. Litigavano. So che ultimamente litigavano, che Aurora aveva deciso di lasciarlo. Liti continue fino a quella tragica sera. Non accusiamo lui, ma che si facciano le indagini come è dovuto ad ogni essere umano, per sapere scoprire la verità su Aurora. Di Marsala ha condannato per favoreggiamento aggravato a 6 anni di carcere i fratelli Antonino e Vincenzo Luppino di Campobello di Mazzara, figli dell'autista del boss Matteo Messina Denaro. Erano sotto processo con l'accusa di aver fatto parte della rete che ha favorito la latitanza del capomafia. Secondo gli inquirenti, i 2 figli di Giovanni Luppino, arrestato con Messina Denaro il 16 gennaio del 2022 fuori dalla clinica La Maddalena a Palermo, avrebbero contribuito al mantenimento al vertice del capomafia, fornendogli assistenza durante la latitanza. C'è stato un sequestro milionario a Palermo, beni per oltre 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla direzione investigativa antimafia. Giovanni Palazzolo, imprenditore di Carini, nel palermitano accusato di legami con la mafia, avrebbe favorito la latitanza del boss Lo Piccolo. Arresti invece per droga a Giarre, dove è stata azzerata una piazza di spaccio. 11 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare. Base logistica era l'abitazione di una giovane coppia, tra gli acquirenti tanti minorenni. 3.000 euro al giorno, il giro d'affari. Sentiamo Adelaide Barbagallo. La base logistica era un'abitazione nella periferia sud di Giarre, tantissimi anche i minorenni che ad ogni ora del giorno vi si recavano per acquistare droga, marijuana soprattutto. Ma il gruppo, scovato al comando della Guardia di Finanza Provinciale di Catania, spacciava anche cocaina e hashish. Il GIP ha disposto 11 misure cautelari, 3 persone sono finite ai domiciliari e per 8 è scattato l'obbligo di presentazione. A gestire la vendita di droga una giovane coppia. Dalla loro abitazione, protetta da vedette e da un sistema di videosorveglianza, i numerosi clienti potevano acquistare la droga. Nonostante le cautele adottate dagli indagati, grazie a intercettazioni, attività di videosorveglianza anche con i droni e pedinamenti, i finanzieri di riposto sono riusciti ad acquisire numerose prove che hanno consentito di sequestrare diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana. I finanzieri hanno ricostruito guadagni giornalieri per 3.000 euro. 4 persone sono state tratte in arresto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti. A Palermo sit-in del PD e di 5 Stelle in piazza chiedono a Schifani di riferire in aula. La Vardera chiede anche le dimissioni e il ritorno alle urne. Il presidente Schifani replica: vado avanti, ci vuole senso di responsabilità. Manlio Viola. Da una parte deputati regionali in piazza, dall'altra una mozione di sfiducia che non trova sponda e nel mezzo Italia Viva che parla di dichiarazioni imbarazzanti. Va in ordine sparso l'opposizione al governo Schifani. Gli onorevoli del PD e dei 5 Stelle hanno inscenato questa mattina un sit-in in piazza Indipendenza. Chiedono al Presidente della Regione una nuova seduta dell'ARS nella quale anche il governatore riferisca sulle inchieste che stanno coinvolgendo gli esponenti di Fratelli d'Italia, ma al tempo stesso gli chiedono un cambio di rotta, ad iniziare dal togliere gli assessorati proprio agli esponenti di Fratelli d'Italia. È giusto che si facciano quante più cose possibili in questo momento, l'importante è colpire ad oggi, e lo vogliono i siciliani, questo centrodestra che ha fallito. Il Presidente della Regione fa finta di nulla, cerca di occupare titoli di giornale attraverso i suoi slogan, dando responsabilità ad altre, ma la responsabilità è sua. Ma a seguire Ismaele Lavardera, insieme alla sinistra non rappresentata nel Parlamento regionale, torna a chiedere le dimissioni dell'intero governo e all'altra opposizione chiede invece di firmare la mozione di sfiducia che vuole presentare, anche senza molte possibilità di successo. Non si può più rimanere a guardare. Si torni al voto, questa è la mia richiesta. A tutti ha già risposto prima ancora delle manifestazioni il Presidente della Regione. Schifani annuncia che il suo governo andrà avanti, che penserà a cambiare la delega all'assessore Amata solo in caso scattasse l'invio a giudizio e chiede responsabilità soprattutto in vista della manovra bis che sta per andare in discussione in aula e che vale 345 milioni di euro. Dichiarazioni che Davide Faraone di Italia Viva definisce a dir poco vergognose.
La polizia di Trapani, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha confiscato beni a un pregiudicato 58enne di Mazara del Vallo per un valore di 2 milioni di euro. Al pregiudicato erano già stati sequestrati beni nel luglio del 2023. Le indagini hanno ricondotto a lui un patrimonio immobiliare societario che non può che ascriversi a proventi di attività illecite legate al turismo. Ci occupiamo dello Statuto siciliano perché c'è stato un sì all'attuazione di un articolo cosiddetto dimenticato, quello sull'autonomia fiscale. Via libera dunque dal Consiglio dei Ministri perché il governo regionale possa agire sulle aliquote dei tributi erariali, ma tutto nei limiti delle normative statali ed europee. Sentiamo Adelaide Barbagallo. C'è un articolo dello Statuto siciliano che è rimasto lettera morta per 80 anni e che adesso potrà trovare attuazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera alla Regione ad agire sulle aliquote dei tributi erariali. In concreto, il governo Schifani sarà libero di decidere a chi ridurre o azzerare le aliquote fiscali. Cittadini meno abbienti, residenti fuori Sicilia o imprese che intendono trasferirsi sull'isola, sul modello di altri paesi europei come il Portogallo. In Sicilia, i pensionati che non risiedono nell'isola ma comprano casa e trasferiscono la loro residenza potranno godere di agevolazioni fiscali. L'obiettivo è poter esercitare una fiscalità di sviluppo a sostegno dell'economia dell'isola, attirare imprese e cittadini europei ed extraeuropei. Ma ci sono dei limiti. Dobbiamo fare attenzione. Per quanto riguarda le imprese, dobbiamo fare i conti con Bruxelles. Per quanto riguarda il regime degli aiuti di Stato, che dovrà essere sempre approvato dall'organismo comunitario, e non dimentichiamoci l'Agenzia delle Entrate che porrà dei paletti. Certamente sarà più semplice la fiscalità di favore per quanto riguarda il rientro dei pensionati, dei professionisti dall'estero, per i quali la Regione avrà più margini di manovra. La norma che dà piena attuazione ad uno degli articoli dello Statuto siciliano è comunque una svolta storica nella trattativa fra Stato e Regione siciliana e per i sostenitori dell'autonomia certamente un successo. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 70 kg di hashish nascosta in un'autovettura durante un controllo. La droga era stata trovata all'interno di 2 trolley da viaggio di un borsone. Arrestati 4 corrieri provenienti da Roma. La droga avrebbe fruttato 500.000 euro immessa sul mercato. Adesso una breve pausa e poi ci occuperemo della piaga che ancora persiste, della sosta selvaggia per le auto a Catania. A Catania un automobilista lascia l'auto in terza fila forse per godere dell'ombra. Il sindaco Trantino a questo punto gli mette un biglietto sul parabrezza mentre continua la sua battaglia contro i comportamenti scorretti e l'inciviltà in città, ma in troppi sembrano essere refrattari. Desiree Ferlito. È stato un momento. Un momento. È la frase più comunemente usata dai nostri indisciplinati intervistati. Peccato che quel momento, poi sommato ad altri eventuali momenti, sommati ai momenti di tutti, incida sul decoro della città, sulle regole di convivenza civile e sulla viabilità. Sto facendo una sigaretta e scappo. Se tutti facessero così? Lo so, è un problema, però dovrebbero fare i parcheggi. Virale sui social questo bigliettino, lasciato sul parabrezza di un'auto addirittura in terza fila. Poche parole ma efficaci per descrivere, disappunto e redarguire l'autore di questo capolavoro. Solo chi è refrattario a elementari regole di civiltà può pensare di posteggiare in terza fila per lasciare l'auto all'ombra. A scriverlo stavolta è il primo cittadino, ormai nota la sua battaglia contro i comportamenti scorretti degli automobilisti. Trantino, in stile sceriffo, condivide tutto sui social, rincarando la dose. Spero che l'autore di questa sosta balorda si riconosca, in attesa della pattuglia, nel biglietto il mio disappunto. E di esempi di inciviltà in città non è difficile trovarne. Qui siamo in via Vincenzo Giuffrida, dove il traffico è particolarmente intenso a tutte le ore della giornata. L'abitudine dei catanesi di lasciare l'auto in doppia fila, qui appunto ne vediamo una lunga colonna, di certo non aiuta. Perché non c'è posto, abbiamo prima ora, già me ne sto andando. Sto andando, grazie.
in tutta Catania è un delirio, perché chiunque posteggia senza guardare, senza rendersi conto di dove mette le macchine, in doppia, tripla fila. Devo essere sincero, l'unica cosa dove sono veramente fortunato sono sempre i posteggi. Anche nei posti più impensati io trovo il posteggio, addirittura di fronte dove mi devo fermare. Vedi questo caso che ero qua al bar. Giù le mani dalla costa, alla vigilia dell'arrivo di Goletta Verde, gli attivisti di Lega Ambiente si uniscono in un sit-in di protesta contro lo sfruttamento delle spiagge del litorale. Francesco Triolo. Arriva a Goletta Verde in Sicilia e lo fa con dei blitz in provincia di Messina prima di spostarsi ad Augusta domani e Porto Empedocle tra domenica e lunedì. Ieri gli attivisti della storica imbarcazione di Lega Ambiente, che ogni anno monitora lo stato di salute dei nostri mari e delle coste, hanno effettuato un'azione simbolica a Giardini Naxos sulla scogliera lavica tra Capo Schisò e Recanati. Lo striscione con la scritta "Giù le mani dalla costa" ha voluto richiamare l'attenzione sul rischio concreto di una trasformazione permanente della costa e della scogliera causata da progetti di cementificazione e da installazioni stabili o stagionali che ne comprometterebbero l'integrità paesaggistica e geomorfologica. E la scogliera di Giardini Naxos diventa quindi un simbolo, un bene prezioso che lega strettamente la storia geologica del territorio al patrimonio storico-culturale dell'antica colonia greca di Naxos. Purtroppo questo patrimonio è minacciato gravemente dai cambiamenti climatici, dalla cementificazione legale e illegale, da un'occupazione selvaggia anche delle nostre spiagge da stabilimenti balneari, nonché dalle opere rigide che si stanno realizzando per fronteggiare l'erosione costiera, ma che purtroppo contribuiscono ad accelerare il degrado ambientale, riducendo sempre di più le spiagge sabbiose disponibili per i cittadini. Per cui bisogna agire con coraggio e visione, bisogna adottare una pianificazione lungimirante che consenta di dotare le nostre spiagge di una gestione veramente sostenibile. Con questa iniziativa Lega Ambiente rinnova il proprio impegno per la tutela del paesaggio costiero siciliano, ricordando che negli ultimi 35 anni quasi il 9% della nostra costa è stato cancellato dal cemento e chiede adesso di procedere con urgenza alle demolizioni degli immobili abusivi. In Sicilia infatti solo il 15% delle ordinanze emesse è stato effettivamente eseguito. Dall'energia di Alfa alla grinta di Annalisa, passando per il re dei tormentoni The Colors. Non c'è estate senza i tormentoni. Vediamo quali sono quelli del 2025. Eva Spampinato. Non possono mancare i re dei tormentoni che per 3 anni di fila non hanno sbagliato hit. Pronto come va è un vintage da discoteca con citazioni cult tipo Carrà e Venier, i The Colors. Non mi puoi lasciare il cielo in una stanza. Un punch pop potente con tema provocatorio e orecchiabilità anni 80. Entra tra i più trasmessi e amati dell'estate, lei è Annalisa con Maschio. Ma te lo giuro su Maria, l'amore cieco è una teoria. E se Fedez e Clara sono stati tra i primi, già a maggio Sali seguono a ruota. Sul tavolino dell'algida la vita sfuma, si ritorna bambini a chiedere la spuma e a fumare. Playlist bollenti grazie ai ritmi di Anna, Marco Mengoni, Serena Brancale e Alessandra Moroso. Breve pausa e poi il calciomercato delle siciliane. Altro colpo di mercato per il Palermo, arriva Gyasi, esterno di qualità che nelle ultime stagioni ha giocato in Serie A. Marco Bullà. Arriva il secondo acquisto per il Palermo, Emanuel Gyasi è rosanero e ha già raggiunto i suoi nuovi compagni in ritiro in Valle d'Aosta. Il classe 94 arriva in prestito con obbligo di riscatto dall'Empoli dopo una trattativa lampo condotta negli ultimi giorni che ha portato il club rosanero a chiudere rapidamente l'accordo. Gyasi può giocare sia come esterno ma anche come seconda punta e spingere sul fronte offensivo. Ma il Palermo non si ferma e il DS Carlo Ostia già incanna altri colpi. Antonio Palumbo è ormai quasi rosanero. Il trequartista non era presente al primo giorno di ritiro del Modena e nei prossimi giorni dovrebbe firmare appunto con il Palermo. Una trattativa lunga ed estenuante che però dovrebbe risolversi con la fumata bianca, o meglio rosanero. E poi la difesa, l'obiettivo numero 1 è Bani, di proprietà del Genoa. Il giocatore ha espresso gradimento per la destinazione. Il Palermo deve trovare l'accordo però con il club ligure, ma in casa rosanero filtra ottimismo. Intanto prosegue il ritiro a Châtillon. Inzaghi lavora sia sull'aspetto tecnico che su quello psicologico. La squadra lo segue. Domani la prima amichevole contro la rappresentativa locale Valle d'Aosta.
E prosegue l'allenamento anche per il Catania nel ritiro di Norcia, 24 i rossazzurri che lavorano agli ordini di Mimmo Toscano. Sturaro toglie gli scarpini da calciatore per diventare tecnico delle giovanili. Francesco Triolo. Il primo giorno di lavoro allo stadio Micheli di Norcia è andato in archivio. I ritmi sono destinati a salire nei prossimi giorni con Mimmo Toscano che sta lavorando con i 24 giocatori sinora convocati, un gruppo del quale fa parte anche Daniele Donnarumma, l'ultimo ad essere ufficializzato, il terzino, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al club etneo fino al 30 giugno del 2027. Arriva dal Cesena dove, agli ordini di mister Toscano, l'esterno sinistro ha conquistato nel 2024 la promozione in B e vinto la Supercoppa di Serie C. Come noto, c'è invece chi non fa parte del progetto tecnico e non è partito per l'Umbria per scelta della società in attesa della risoluzione del contratto di una cessione. Si tratta dei centrocampisti De Rose, Peralta, Teio e degli attaccanti Costantino, Marsura, Montalto e Popovic. È arrivata invece l'ufficialità della risoluzione del contratto con Sturaro, ma per il centrocampista non sarà un addio al rossazzurro, anzi non appena l'ex della Juve avrà ottenuto l'abilitazione tecnica entrerà a far parte dello staff delle giovanili, iniziando così la sua seconda vita sportiva con un altro ruolo. Tutto, la prossima edizione alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.